potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Voci. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Saluto da qui il maestro Alessandro. Ciao Alessandro. Siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione 2020 di Mille Voci, veramente un miracolo. Stapperemo le bottiglie alla 15ª puntata, perché registrare Mille Voci quest'anno è stato veramente difficilissimo e potete immaginare il perché. Quindi Gianni Turco, vai che ci siamo quasi, un saluto a Gianni e alla regia. E dovevamo finire anche, no, in bellezza. Io sono circondata, la magia della televisione è questa, sembro sola, ma non è così. Sono circondata da un coro gospel, guardate che meraviglia! Gianluca Buratti e i Seven Hills. Bravissima. Ho studiato perché loro sono stati già ospiti nel corso di questa edizione di Mille Voci e quindi con grande piacere li riospitiamo proprio prima di arrivare alla conclusione di questa edizione. Seven Hills, mi hai detto l'altra volta, era per i sette colli. I sette colli, quindi certo. voi siete un coro romano. Assolutamente romanissimo. Romanissimo, quindi Seven Hills è stato proprio per la... L'hanno scelto loro poi, quindi... E deve essere stata una scelta ardua. Quanti siete? In organico siamo quasi 50, stasera ovviamente una rappresentanza. Ridotta, che nonostante la versione ridotta, loro sono proprio tanti, quindi purtroppo ci ritroviamo con questa normativa del distanziamento e quindi faranno l'enorme fatica, quindi io vi ringrazio veramente tanto, di cantare con la mascherina. Quindi grazie veramente per questo impegno e per questo sforzo. Grazie a voi. Gianluca, qui. Cosa ci cantate? Cantiamo una lode, il titolo è We Worship You, Bene. che significa noi ti lodiamo. Noi ti lodiamo, uno dei pochi cori gospel che riescono anche a resistere nel nostro paese, perché è pure difficile mettere insieme tante teste e tante voci, quindi veramente tanti complimenti. Gianluca, Grazie. Ce lo siamo già detti che noi dobbiamo studiare il modo di fare una cosetta insieme. Abbiamo una promessa. Da mantenere. Bene, i nostri Seven Hills con We Worship You. Grazie. The victory we proclaim.
Seven Hills, grazie. Gianluca, accomodatevi anche voi. Qui in studio, bene, che bella emozione avere un intero coro gospel. Ci siamo riusciti nonostante tutte le difficoltà legate allo stare in troppi nello stesso ambiente, quindi ormai sono regole che abbiamo imparato, purtroppo abbiamo dovuto imparare a memoria. Andiamo avanti invece con la nostra puntata e siamo riusciti a strapparle la promessa di tornare a trovarci, e lei, che è donna di parola, ha mantenuto questa promessa, e quindi noi abbiamo il piacere di riavere qui tra noi Vilma Goic. Avvertitemi perché mi devo riassettare un attimo. Stai benissimo, capito? Benissimo. Mi devo un attimo tirare giù la casacca, no? Buonasera, splendida. come state? Buonasera, ben trovata, ben tornata, grazie di essere tornata a trovarci in questa edizione. Sì, non vi ci abituate, però. Aia, hai sentito Turco? Questa mi puzza di minaccia. Non vi ci abituate. Caro perché Turco, no? questo è un regalo per te, sia ben chiaro. Ecco, e allora pensaci e fagli questo regalo anche la prossima volta. Vedremo, ci sentiremo. Ci sentiremo. Ok. Allora, Vilma, cosa ci canti? Devo presentare per forza o posso cantare? No, puoi cantare direttamente, secondo me la riconosceremo un po' tutti, perché i tuoi sono solo grandi successi, quindi cantiamo con te, ti accompagniamo, la nostra Vilma Goic. Ho cercato invano e tu lo sai di dirti ciò che sento in cuore, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici han detto a me che sono pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza io son di te. Ho cercato invano e tu lo sai di dirti ciò che sento in cuore, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici han detto a me che sono pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi personalità, personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mi hai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mi hai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza io son di te, pazza io son di te, pazza io son di te.
siamo pazzi di Vilma Goic. Grazie. Ma hanno fatto il coro, eh? Abbiamo fatto tutti il coro, noi seguivamo, devo dire, i tempi che ci dava Nazzaro, perché così, se no ci riprende su come teniamo il tempo. Sì. Ma ho sentito da questa parte tutti i cori, non posso dire chi c'era che faceva il coro. Lo puoi dire che Lo posso c'era, dire che c'era Giovanna che dirigeva il coro. Dirigeva il coro gospel. Mentre cantavamo insieme, perché qui poi alla fine si crea questo ambiente così e partecipiamo tutti, per fortuna. Vilma... Vabbè, torno dopo, che ho capito. Brava, ciao, non hai capito, va. Rassegnati. Ecco, e abbiamo fatto. Ecco, grazie. Suona che io mi faccio la traversata. Suona Alessandro che io vado a prendere il mio Matteone. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ecco il nostro Matteone. Spero di non stancarvi. Ecco uno che ha personalità. Grazie. Una personalità veramente anche forte, perché Matteo riesce a superare anche la sua disabilità, no? Ma io sono venuto a Roma da solo, quindi pur di essere qui. Da dove vieni, Matteo? Da Bergamo, quindi ho fatto le mie assistenze ferroviarie, uso i servizi che servono per essere qua, perché niente mi ferma. Grazie Matteo, grazie. E vorremmo fare un saluto a tutti gli abitanti di Bergamo, sì, di infatti, cuore, veramente. Perché... Il pezzo che faremo adesso lo dedicarlo a tutti i bergamaschi. Sì. Diciamo tutti insieme, Bergamo la mia, ditelo anche voi, Bergamo la mia. Bergamo la mia. Grazie, grazie. Grazie a te Matteo. Come si intitola la canzone? Canto per te, e lo dedico anche a un artista che ci ascolta a Radio Paradiso, l'anno scorso era qua con noi, al nostro amico Walter. Bene, Matteo Tiraboschi con Canto per te. Ogni volta che ti penso, canto per te, come se la cosa avesse un senso, canto per te, e mi fa meno paura questa oscura immensità, canto per te che stai sognando, perso in qualche angolo del mondo, canto per te che mi assomigli, che sei solo più di me. Io non vivrò, no, senza un amore che scaldi, che adesso non ho. Canto per te, chissà come passi i giorni, canto per te. Stai partendo, forse torni, canto per te, e magari ti ho sfiorato in questa oscura immensità, canto per te che stai sognando, perso in qualche angolo di cielo, canto per te che m'assomigli, che sei solo più di me. Wow. Io non vivrò, no, senza un amore che scalda, che adesso non ho. Per te
volta che ti penso. Grazie a voi! Grazie. Il nostro Matteone. Grazie, ecco, grazie. Matteo Tiraboschi. Spero che sia arrivata un po' di emozione in tutti i vostri cuori. Assolutamente sì, perché sei capace di trasmettere l'emozione che senti. Grazie, Grazie molte. Matteo, vieni, ti accompagno. Grazie. Prego. Una bella emozione, vero maestro? La musica è emozione e con lui diventa ancora di più. È vero. Grazie Matteo. Io adesso... A chi tocca? Ormai è un giochetto questo. A chi tocca? A chi tocca? A chi tocca? Dai. A nessuno. Ma guarda che sei forte. Nessuno, ti giuro, nessuno. Canta. Canta, Canti non benissimo, canto questa canta. però canto, così ti sta bene. Anzi, sai che faccio? Visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione 2020, ti faccio una dichiarazione. Caspita. Dopo ben 14 puntate, Ebbene? ho capito che ti amo. No, Alessà, non è così, non ci crede, ma il titolo della canzone è proprio questo. Ho capito che ti amo, un brano molto... veramente bellissimo di Luigi Tenco, un'altra delle sfide di quest'anno voluta da Gianni Turco, accompagnata nelle coreografie da Fabrizio Musilli e Federica Chicchiricò. Ho capito, non ci provare. No. Ho capito E io che non ci ti provo. amo. E io non ci provo. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi, e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarai più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Grazie Fabrizio, grazie Federica, grazie a tutti voi. Beh, forse abbiamo vinto anche questa di sfida, Turco, dai. Allora, un grande ritorno, un graditissimo ritorno in questa edizione di Mille Voci. Dico sempre, lui è il maestro, io l'allieva, perché lui ha presentato più edizioni di Mille Voci di me, Gianni Nazzaro.
Ecco Gianni, non me ne parlare. Di che? Delle presentazioni di Mille Voci? No, non me ne parlare. Stamattina al bar, mentre facevo colazione, no? Ho visto una scena incredibile, un signore che stava bevendo una birra, quando ad un tratto arriva alle sue spalle un altro signore, gli prende la birra, se la tracanna e questo dice, ehi, che? Dice niente, mi sono bevuta la birra tu. Ma come la birra mia? Tu non hai idea di in che situazione mi trovo. Mi hanno licenziato, dormo in macchina, non mi fanno vedere i figli, mia moglie mi ha separato, ma poverino, mi ha lasciato. Io mi voglio ammazzare. Ho preso la pistola di mio cognato e si è inceppata. Ho preso una fune, l'ho attaccata alla trave, e si è spezzata la fune. Ho messo l'arsenico nella birra, arrivi tu. non ci posso credere, ma io ti stavo seguendo convinta che fosse una storia vera. Ma guarda, Gianni Nazzaro è incredibile da questo punto di vista, veramente. Lui è un amante, ho scoperto, è un amante degli aforismi, quindi ogni tanto dice una sua chicca, no? Quindi adesso abbiamo anche scoperto che sai raccontare così bene le barzellette. Complimenti, complimenti, si diverte il nostro Gianni e fa divertire anche noi. Gianni, ci canti una canzone veramente molto bella, molto romantica. Una fiaba per adulti. Una fiaba per adulti. Una fiaba per adulti, anche gli adulti hanno le loro fiabe. Ma sai che ti dico che secondo me se gli adulti ritornassero a leggere anche le fiabe per i bambini, forse questo mondo sarebbe migliore, perché sono le fiabe, queste storie nelle quali si parla di bei sentimenti. Invece ultimamente non facciamo altro che sentire parlare di tristezza, di malattie, di guerre, di disastri, quindi invece forse sarebbe proprio bene ritagliarsi un po' di spazio per le favole. E noi qui lo facciamo insieme a un grande artista, ci ritagliamo questo spazio insieme a Gianni Nazzaro, al Delfino e alla Rosa. C'era un delfino che aveva le ali fatte con vecchi giornali. Chiese a un gabbiano con barba ed occhiali come poteva volare. Il vecchio uccello planò tra le pinne, poi visitò la sua pelle, lesse una storia tra un canto e un'attesa di come nacque una rosa. In un giardino che il tempo ignorò, c'era una sposa che amava il suo re, ma quel giorno venne odio, il viso mostrò, lei se ne innamorò. Così l'amore col seme di guerra si rotolò sulla terra, mentre bruciavano boschi e castelli, si combatté tra fratelli. Il nostro principe nella follia seguì la sua gelosia, prese la spada che cadde confusa nel cuore della sua sposa. In un giardino che il tempo ignorò, un ramoscello dal sangue sputò. Ogni spina fu un tormento, il cielo sbiancò, poi rosa diventò.
prima che l'uomo distrugga ogni cosa, devo trovare la rosa, disse il delfino al gabbiano tremante, fammi volare all'istante. Devo portarla ai signori del mondo, lei canterà il suo racconto. Ma che meraviglia! Stupenda Gianni, stupenda, veramente. Una grande canzone, una bellissima interpretazione. Grazie di essere tornato a Mille Voci, di essere stato con noi in questa edizione. È stato veramente, veramente importante per noi, anche per Gianni Turco, che ha insistito tanto per averti in questa edizione, quindi siamo veramente tutti contenti e onorati. Auguri per tutto, Gianni, per tutto. Che bello. È una grande emozione per me poi ritrovarmi insieme a questi artisti così importanti, così bravi, quindi veramente un grande momento. E adesso sono momenti importanti non solo per me, ma anche per quegli artisti che vogliono promuovere la loro musica in questa trasmissione. E lei è una di queste che ha scelto proprio la famiglia di Mille Voci per parlarci di sé, la nostra Marinella Bottazzi. Ben rivista. Bella Marinella. Allora, la nostra Marinella è stata con noi nell'edizione 2019, è tornata quest'anno nell'edizione 2020, già ci siamo incontrate nel corso di queste puntate. Lei è una cantante, è un'autrice, una speaker radiofonica, quindi un'artista completa, che una mamma anche una mamma, perché, perché le nostre figlie poi hanno fatto amicizia dietro le quinte. Vero, verissimo. Allora, Marinella, cosa ci canti in questa occasione? Oggi vi porto il mio primo inedito dal titolo Io mi fido di te. È molto molto autobiografica. Diciamo che racconto un pochino di me stessa. Cos'è più bello di potersi fidare anche degli altri? Io mi fido di te. Marinella Bottazzi, anche io mi fido di te, anche tutto il pubblico di Mille Voci. Grazie. Marinella Bottazzi. L'altra faccia di un nome, universi e persone, mondanità. Ho raccolto canzoni, ho vissuto illusioni, fatalità. E se voglio bene alla gente, anche se non è prudente, io mi fido di te. E se vedo ancora negli occhi speranza, anche quando non c'è, e se fossi felice con te, come di notte quando il giorno riposa, e se mi aspetto tanto è perché quando sogno nel letto sono ancora una sposa.
Marinella Grazie. Pottazzi, complimenti per la Grazie. canzone, complimenti per il video. A proposito del video, Dici? c'è un bellissimo attore romano, se l'avete notato. Io infatti volevo capire chi era il tizio del video, se c'era cosa posso oppure dirlo? no. Certo. Si chiama Fabio Massenzi e direi che È stata un'occasione, insomma, alla per girare un grande. video. Bene, Marinella Pottazzi, grazie. A voi. Allora, andiamo avanti in questa puntata. Maestro, tu non ci crederai? Non ci crederai. Non ci credo. Ci devi credere, questo ospite è amico tuo. Caspita. Ti dico che è amico tuo, tu lo conosci bene. Io adesso mi vado a sedere lì. Quando vedendolo capirai che è venuto a trovarti un tuo carissimo amico. Guarda, guarda. Buonasera, grazie. Oggi parliamo di comunicazione, è importante farsi capire, sapere esprimere le proprie tentazioni, ma non nel senso nel tentazione nel senso che uno tenta, tentazioni nel senso che uno tente. Mi sono spiegato? No, perché è importante in televisione saper parlare e farsi capire. Abbiamo un collega, un giornalista, Luca Giurato, che quando parla lui riesce a farsi capire, allora tutti ci possono riuscire. Luca Giurato. Buonasera a tutti, che bel pubblico stasera, quanti spermatori, buon segno. Scusate se ogni tanto mi sbalgio a parlare, però poi mi correggio. Ma dunque, no, perché per parlare in televisione ci vuole una certa cultura. E c'è un mio collega giornalista che è un grandissimo culturista. Dal suo mondo di qua, ecco a voi Pierangelo. Buonasera, benvenuti nel mondo di Quark. Anche gli animali amano la musica, ognuno ha il suo genere preferito. Per esempio c'è il canguro che preferisce i brani più ritmati, quelli più ballabili, mentre la tartaruga preferisce quelli più lenti. L'ape ama le canzoni smielate, che però vengono detestate dal ghiro, che dice che lo fanno dormire. Invece sono molto più collaborativi gli animali quando si tratta di scrivere una canzone. Per quanto riguarda i versi, li fanno un po' tutti. Poi c'è la giraffa che si occupa del ritornello, mentre il maiale si occupa delle scrofe. Bene, per oggi è tutto. Un saluto dal mondo di Quark a voi che state di Lark. A proposito di animali, ce n'è uno che si insinua dappertutto, è un insetto. È talmente insinuante che è diventato anche lui giornalista. Vespa. Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. Tra poco a porta parleremo degli Stati Uniti che da lunedì prossimo diventeranno divisi per evitare assembramenti. Ma prima una notizia preoccupante riguarda un uomo, un ferroviere che a forza di viaggiare in treno si è ammalato. Le sue condizioni ora sono stazionarie. C'è un altro giornalista che amo, lui è il direttore del TG La 7. Buonasera da Enrico Mentana.
un ex avvocato settantenne, sposato con una archeologa sua coetanea, ha tradito sua moglie con una giovane avvocatessa. Lui si è giustificato dicendo: non ricordavo più il diritto penale. Con mia moglie non facevo altro che visitare le rovine. Ma per chiudere, mi sono tenuto per ultimo il personaggio a cui sono più legato da tanti anni, e con lui saluto così. Lui, così, scusate se ci vorrebbe spazio. Salve, sono Antonio Lubrano. La domanda sorge spontanea: è nato prima l'uovo o la gallina? Per saperlo, la domanda va presentata in carta da pollo? La risposta è: non lo so, ma mi ha scritto una lettera la signora Alice Sottolio di Semi, un paesino semi nascosto, e se mi dite voi dov'è è meglio, dicendo: amo cantare le canzoni napoletane, ma la domanda nasce spontanea. Se come gli uomini anche le donne napoletane hanno la musica nel sangue, perché di una che non sa cantare si dice che è stonata come una campana? Se è napoletana non è campana? La risposta è: non lo so. Salve! Gabriele Marconi! Grazie. Gabriele Marconi, le 1000 voci di 1000 voci. Grazie di essere stato con noi anche in questa occasione. Gabriele Marconi, grazie. Ciao. Grazie Gabriele. Va bene, non dico più niente, se no poi alla fine mi riprende pure. Sì, tocca proprio a te. Con tutti quelli che ci sono, ma proprio a te tutti tocca. Tutti gli artisti che ci sono, sempre io devo venire. Sì, perché una volta che siamo riusciti a convincerti a venire a 1000 voci. Aspetta, mi riassesto. A risistema. Oh, bravissima. Vedi? Guarda, siamo pieni di artisti. Tutti qua, è pieno, guarda, pieno di ragazzi, ragazze. Sempre io. Sì. Poi, adesso io vi frego, vi faccio un pezzo che non conoscete. No, dai. Sì. Beh, la cosa certa è che comunque sarà un successo, perché tutto quello che canti è un successo. Che vuoi? Perché sempre a te, lo dico io, tu sei venuta nel 2011 a 1000 voci. Quanti anni sono passati? Ti fai due conti. Ma puoi recuperare o no? Non ho portato la calcolatrice. La stiamo facendo recuperare alla grande noi in questa edizione di 1000 voci. Quindi adesso la nostra Vilma Goich ci canta un brano nuovo, inedito. Che si intitola Paura di non decollare. Allora, questo Paura di non decollare è stato scritto da Guido Guglielminetti, che è il produttore di De Gregori. Ascoltiamo questo brano di Vilma Goich, Paura di non decollare. Vilma Goich! Ho ancora un sacco di cose da dire, se il tempo me lo lascia fare. Non lo so ancora se questa partita mi piace o no. In fondo un gioco ne vale un altro, e forse è tardi per rinunciare, ma non è così che vorrei sentirmi, non è così che vorrei respirare. Quest'aria che mi gira intorno e poi quest'aria che si posa su di noi. Amore, amore, ho voglia di gridare e non ho voce per poterlo fare. Non ho la forza di non guardare intorno a me. La mia paura è di non decollare, di non trovare spazio per sognare, di addomesticare la mia fantasia, se ancora c'è.
Ho una valigia piena di vestiti da indossare per uscire la sera, per andare al mare, ed una piena di sogni che a suo tempo aprirò. In un cassetto segreto del cuore ho nascosto la speranza di un grande amore che prima o poi mi verrà a trovare, che prima o poi mi verrà a liberare da quest'aria che si posa su di me, quest'aria scura che si posa su di me. Amore, amore, ho voglia di gridare e non ho voce per poterlo fare, non ho la forza di non guardare intorno a me. La mia paura è di non decollare, di non trovare spazio per sognare, di addomesticare la mia fantasia, se ancora c'è. Amore, amore, ho voglia di gridare e non ho voce per poterlo fare, non ho la forza di non guardare intorno a me. La mia paura è di non decollare, di non trovare spazio per sognare, di addomesticare la mia fantasia, se ancora c'è. Grazie, moltissimo. Vero che carina? È anche Amore, molto amore, orecchiabile. voglia di gridare. Grazie. Tu ce l'hai la voce per gridare, Vilma? Hai una voce spettacolare, sì, quindi dipende. Adesso stavo attenta perché ho un po' un reuma a un ginocchio, allora non volevo muovermi troppo perché sennò cascavo. No, non si è notato, quindi Non si è notato? assolutamente no. Beh, allora vuol dire che si è comportato bene. Si è comportato bene. Complimenti a Vilma Goic. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie Vilma, Ciao. grazie. Grazie di essere stata con noi, di essere tornata a trovarci qui a Mille Voci in questa edizione. Ne siamo molto contenti e onorati. E adesso il nostro amico Domenico Bartolomeo. Eccoci. Il maestro Alessandro, ormai sono tante puntate, anche lui ha imparato a conoscerti, Ma lui è no? bravissimo, è bravissimo. Vero? Lui è bravissimo. È bravissimo. E, Grazie, grazie. Domenico canta sempre delle canzoni molto conosciute, molto famose, della musica leggera italiana, quindi fa degli omaggi alla musica leggera. Oggi cosa ci canti? Una bellissima canzone di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai. Ah, vedi, hai sbagliato Lucio, perché di solito lui canta Lucio Battisti, se adesso canta Lucio Dalla. Avete fatto caso, quest'anno abbiamo fatto i due Lucio e Lucio. Lucio abbiamo e Lucio, è fatto vero, canzoni hai di Lucio spaziato Ho in questa voluto dedicare tra loro, proprio tra tutta Battisti e Dalla. l'edizione di 2016, i due Lucio. È vero, bravissimo. E oggi questa canzone assolutamente splendida, che ascoltiamo con enorme piacere, Tu non mi basti mai. Domenico Bartolomeo. Grazie. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai.
Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu, dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, via dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio lo sai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Grazie. Grazie. Domenico Bartolomeo, tu non ci basti mai, quindi torna a trovarci a Mille Voci. Sicuramente. Grazie. Domenico. Sentila, ha capito che tocca a lei. Voi non l'avete potuta sentire perché non l'ha detto al microfono, ma si è sentito proprio della serie. Mo tocca a me. Sì, Giovanna! Ma io, ecco, adesso io non sono venuta sola. È vero, è vero. Dobbiamo mantenere Sono le venuta distanze. con una bellissima donna che ho scelto, che ho incontrato a Mille Voci. Vero, tra perché l'altro. lei ha partecipato a Mille Voci, ha anche presentato Mille Voci in passato, quindi allora, un grande ritorno. Ti devo dire, ci siamo incontrate in treno prima che chiudessero tutta l'Italia. E lei tornava da Milano e io andavo a Roma e andava verso Roma. Dico, senti, ma che ti ricordi quando facevamo quella cosa a Mille Voci? Sì, mi ricordo. Dico, senti, sai che c'è bisogno di una bellissima ragazza per cantare una canzone di Non vale la pena innamorarsi, perché poi è bella. È bella. La presenti te o la presento io? Prego. Signori, è vero, è con piacere che vi presento una bellissima ragazza ed è Elena Presti. Grazie. Bentornata a Mille Voci, Elena Presti, un grande ritorno in questa veste di duetto insieme alla nostra Giovanna. No, fra l'altro questa canzone l'abbiamo cantata per scherzo e poi l'abbiamo fatta naturalmente io a Milano e lei a Roma, perché in quel momento si è chiuso tutto. Quando poi è partita la canzone siamo stati per settimane al terzo posto. È vero. È vero. Dobbiamo abbiamo ringraziare piacere. anche, oltre la Kiko Production, anche la Mediterraneous Production di Gianni Gandhi, che ha aiutato tantissimo con l'ufficio stampa, È vero, insomma, è vero. a promuovere. È andata benissimo, è stata scelta come sigla, insomma, Lo è dici te andata adesso benissimo. cosa esce a gennaio?
È il pompero! In anteprima, va bene, faremo anche altri brani. Mi sono trovata benissimo, ovviamente Giovanna Nocetti, una grandissima artista. Intanto saluto anche tanti artisti che ho ritrovato qua, da Gabriele Marconi, con cui insomma ho fatto qualche edizione. Ovviamente, vabbè, in primis Gianni Turco, che è il Deus Ex Machina Gianni. dalla regia, grazie. E poi anche Gianni. Ciao, Gianni Nazzaro, con cui ho condotto anche delle belle edizioni, Vilma Goic, insomma tante amiche e amici. Grazie. Ben trovata allora nella grande famiglia di Posso Mille dire Voci. l'ultima Prego. cosa? Io mi sono innamorata di Mimmo, ma come canta? Canta bene il nostro Ai, Domenico ai, ai. Bartolomeo. Tu Bartolomeo, Mimmo, complimenti. vedrai se non ci scappa un duetto, Guarda Ci che scappa, poi... ci scappa. Pensavo di Gianni Nazzaro, perché No, ha Gianni indicato è- Gianni Nazzaro, vabbè. Giovanna Nocetti e Elena Presti, non vale la pena di innamorarsi. Non vale la pena innamorarsi. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este pobre corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena enamorarse, no vale la pena enamorarse, que el amor te da la vida y también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena enamorarse, no vale la pena enamorarse, pero que lo voy a hacer si solo es sentimiento. Es tu pobre corazón que nunca me hace caso. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño, Romántico soñador, caballero aventurero que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena enamorarse, no vale la pena enamorarse, que el amor te da la vida y también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena enamorarse, no vale la pena enamorarse, pero que lo voy a hacer si solo es sentimiento. Es suerte corazón que nunca me hace acaso. No vale la pena enamorarse, 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 no vale la pena enamorarse. No vale la pena enamorarse, no vale la pena enamorarse, no vale la pena. Grazie. Allora, devo dire che su questo palco riesco sempre a perdere il mio orecchino. Ce n'è un altro laggiù, guarda. Tutte e due. Però avevo Tieni. ragione, poi tu c'ha una vitalità. Con la sua una forza. energia.
Elena ha rianimato lo studio. Elena e Giovanna, Grazie. Ciao. Grazie a te. Grazie. No, Giovanna, aspetta. C'è una cosetta, breve. Una cosettina. Sempre l'omaggetto al turco. Un omaggio al turco. L'omaggetto. Giovanna, Facciamo un fa. Un fa. Fa. T'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amammi più, mai voto tu, distrattamente pensa a me. Giovanna Nocetti, grazie. Che emozione, che bella puntata anche questa di Mille Voci. Un po' mi dispiace perché stiamo arrivando alla fine di questa edizione ricchissima, però devo dire veramente una grande emozione, un'edizione piena di grandissimi artisti. E abbiamo anche lui è proprio bello, è proprio fascinoso, è proprio sexy. Quando canta ha questa voce così calda che scalda il cuore di ogni donna. C'è Cristina che mi sta tirando certe occhiatacce, tanto lo sa che io gli voglio un gran bene, il nostro Michele! Io sono un po' innamorata, che devo fare? Cioè, è proprio... E non solo io, Cristina, devi abituarti perché le donne sono tutte innamorate di lui, perché lui è bello, è bravo, è elegante, quindi, no? Vero? Ma secondo me hai sbagliato persona. No, non ho affatto sbagliato persona, perché tu sei una bellissima persona. Ti sei confusa con Porfirio Rubirosa. Che non ho adesso io dovrei dire che so chi è. No? Il più grande playboy che è esistito nella terra. Ah, ecco, vedi? No, tu non sei... Il bello è che tu non sei un grande playboy, nel senso che... Non c'è dubbio, guarda. No, ti spiego qual è il mio punto di vista, perché secondo me non lo fai apposta. Secondo me tu non è, a Roma si dice, non è che fai il piacione, perché sei proprio tu che sei così, quindi sono le donne che svengono ai tuoi piedi semplicemente per come ti muovi, come parli. Non lo fai apposta. Secondo me hai bisogno di un paio di occhiali che ti aiutino a vedere le cose. Non è vero, se io chiedo a tutte le donne che ci stanno seguendo, le mie amiche sono tutte d'accordo con me, quindi stai sereno. Adesso tu ci canti una bellissima canzone, purtroppo io ho letto il titolo di questa canzone e un po' mi è venuta la lacrimuccia. È una canzone romantica. Sì, soprattutto perché tu dici che ci dobbiamo stringere, io non ti posso neanche dare un bacetto con questa storia delle distanze. Sto coronavirus, ragazzi, ci sta rovinando. Sto coronavirus con le distanze ci sta rovinando e non possiamo ballare insieme. Avevo questa occasione. Avevi questa occasione, invece vedi, non se ne parla, mannaggia. E invece il nostro Turco, fai qualcosa, tu che puoi, Turco, tu che puoi. Allora, Michele. Così virtualmente mi stringo a te e noi ci stringiamo a Michele che ci canta Stringimi. Affonda gli occhi dentro i miei e passo dopo passo sei lì dipinta di beghin. Stringimi, per noi parlare è inutile, potrei spiegarti tutto. E se cambiassero il tuo sguardo e questa musica, chiederei per me un'altra, l'ultima beghin. Stringimi
passo noi diventiamo complici. Stringo un'emozione, sei sempre tu, occhi di notte nero inchiostro, sei sempre tu, sapore caldo di un abbraccio, sei sempre tu, naturalmente tu, chi l'avrebbe mai detto? Stringimi sulla pelle solo musica, il ritmo del tuo corpo che segue il mio. E se cambiassero il tuo sguardo, questa musica, chiederei per e sorridimi, passo dopo passo noi diventiamo complici. Stringo un'emozione, sei tu. Ma per piacere, ma qual è la donna che non si scioglie quando ti sente cantare? Ma che dici? Ci siamo sciolte tutte. Michele! Grazie! Grazie Michele! Grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi in questa splendida puntata, vero Alessandro? Quindi salutiamo tutti, comincio dal mio compagno di viaggio, il maestro Alessandro Alquadrato. Alla prossima, ciao ciao. E grazie al coro gospel Seven Hills, grazie a Giovanna Nocenti e Elena Presti, grazie a Matteo Tiraboschi, Gabriele Marconi, Domenico Bartolomeo, Marinella Bottazzi, Gianni Nazzaro, Vilma Goic, Michele, e insieme sigla!